Bilancio di fine anno. Quest'anno non è un bilancio facile da fare perché la situazione ha, diciamo, più ombre che luci. Ci aspettavamo un anno almeno con un ultimo trimestre di ripresa e invece, almeno dai primi dati, sembra. Bilancio di fine anno. Quest'anno non è un bilancio facile da fare perché la situazione ha, diciamo, più ombre che luci. Ci aspettavamo un anno almeno con un ultimo trimestre di ripresa e invece, almeno dai primi dati, sembrerebbe che questa sia ancora molto lontana. Quindi rischiamo di archiviare un anno difficile, un anno che poteva essere di transizione, invece un anno in cui la crisi ha continuato a battere pesantemente. Buonasera, bentrovati in Fatti Nostri, le parole del Presidente dei commercianti dell'Ascom di Treviso, provincia ricca ma come abbiamo sentito con molte perplessità, molti problemi, ci introducono al tema di quest'ultima puntata 2009 di Fatti Nostri. E il tema, come sempre, è una domanda che poniamo e la domanda di questa sera è la seguente: quanto peserà la crisi ancora sul futuro dei veneti? Ci sono dati che sono certamente contrastanti, posizioni che sono diverse su questo fronte. Proprio oggi, per chi ci segue in diretta, il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi a Padova, per ricevere una laurea honoris causa in statistica, ha detto che nel terzo trimestre il prodotto interno lordo è salito dello 0,6%, che la ripresa è stata guidata da un recupero delle esportazioni, che i consumi registrano un incremento seppure lieve dello 0,4% e che gli investimenti sono aumentati. Questa è la voce del governatore della Banca d'Italia, ma ci sono altre voci decisamente contrastanti. C'è per esempio quella di Gianni Rinaldini, segretario della Federazione dei Metalmeccanici, che a Monfalcone dice: non mi pare che ci siano segnali di ripresa, anzi tutto dipende dal criterio che uno assume, e tutte le previsioni per il 2010 parlano di un aumento dei livelli di disoccupazione. E poi ancora è stato presentato in questi giorni dall'assessore all'economia della Regione Veneto Vendemiano Sartori
Sartor, un rapporto di ricerca sul modello di internazionalizzazione del Veneto che dice che nei primi 9 mesi dell'anno la regione ha registrato un calo dell'export del 20,7%. Ancora la CNA di Treviso dice che i primi 9 mesi di quest'anno sono state perse 508 aziende e sullo sfondo fatti drammatici come quello accaduto proprio questa settimana nel Padovano, dove un imprenditore si è suicidato per problemi appunto di carattere economico. Allora, come stanno le cose? Che bilancio possiamo trarre di questo 2009 che condiziona così pesantemente anche le nostre vite, anche sul piano personale, come dice appunto la cronaca, e soprattutto che cosa accadrà nel 2010? Ne parliamo con i nostri ospiti di questa sera, che vi presento subito e che sono alcuni dei protagonisti appunto di situazioni, posizioni che abbiamo anche sentito. Abbiamo l'assessore regionale all'economia e allo sviluppo Vendemiano Sartor, abbiamo Paolo Zabbeo, direttore coordinatore del centro studi della CGA di Mestre, che tra l'altro ha detto che gli artigiani sono messi malissimo, 1 su 2 rischiano di non avere sufficienti risorse per pagare le tasse. Poi magari vediamo di precisare meglio. Abbiamo Gianluca Toschi, che è responsabile dell'area economica della Fondazione Nord-Est, che tra l'altro compie 10 anni ha compiuto 10 anni proprio in questi giorni, e poi Giulio Fortuni, la voce del mondo del lavoro, segretario della CIS del Veneto con delega al mercato del lavoro. E alcuni temi li abbiamo già posti sul tappeto, ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Ricordate che avete anche la possibilità di scrivere le vostre impressioni tramite gli SMS, vedete in sovraimpressione il nostro numero, potete già dire qualcosa su quello che è il vostro punto di vista. A tra poco. Bene, eccoci insieme allora per affrontare il tema, come dicevo, di quest'ultima puntata di Fatti Nostri del 2009. Quanto peserà sul futuro dei veneti questa crisi? Nel 2009 ha pesato, lo sappiamo un po' tutti.
prima di partire un po' così ad affrontare questo tema, io vorrei chiedere, visto che appunto abbiamo qui in studio con noi l'assessore Sartor, siamo anche, non soltanto alla fine di un anno, ma anche alla fine di una legislatura che si conclude appunto nei prossimi mesi. Assessore, da imprenditore ad amministratore, prestato un po' alla politica, pentito? Beh, pentito no, perché un po', diciamo così, avendo prima il rapporto associativo e quindi un rapporto costante anche con il governo regionale, non è che non conoscessi abbastanza di tutto il funzionamento della macchina. È chiaro che l'elemento di crisi che si è verificato ha creato qualche problemino in più nel lavoro, no? Perché oltre agli ordinari bisogna fare anche gli straordinari, però credo sia un'esperienza che diciamo così, è necessariamente anche utile e quindi credo che alla fine, anche se con molto sacrificio, l'esperienza sia positiva. Chiaro che quando uno è abituato magari a gestire in proprio, a gestire senza tanti vincoli, ha una velocità diversa, ma la macchina complessa può portare magari qualche rallentamento di come si vorrebbe invece agire, però credo che tutto sommato sia stata sia per me una buona esperienza. Ecco, ma a fronte, diciamo, proprio delle possibilità che può avere la politica, soprattutto una politica intermedia come quella regionale, di rispondere a quelle che sono le necessità, le difficoltà di un mercato del lavoro, di un'imprenditoria. Ecco, a fronte di tutto questo, lei ritiene che ci possano essere gli strumenti? È soddisfatto degli strumenti che in qualche maniera ha messo in campo in questa legislatura? È chiaro che per le competenze che ha e per le risorse che ha una regione come la nostra, che è una regione a statuto ordinario, non è una regione a statuto speciale, credo che il nostro dovere l'abbiamo fatto. Se avessimo un po' di autonomia in più e magari anche qualche risorsa in più che spetta diciamo, ai cittadini veneti in base a quello che pagano, alcune misure avremmo potuto farle in maniera più efficace. Io credo che il sistema vada un po' anche ricomposto, perché noi ci troviamo non solo a gestire una crisi, ma alcuni problemi di funzionamento della macchina pubblica non è che siano colpa della crisi. Noi abbiamo bisogno di riprendere un disegno complessivo nella filiera istituzionale, cominciando a chiarire in maniera migliore i compiti di ogni livello e anche magari le risorse. Noi nel tempo abbiamo fatto nel nostro Paese delle riforme a pezzettini, magari mezze incompiute, le varie Bassanini, la riforma del titolo V, però siamo a metà del guado e quando siamo a metà del guado non c'è quella chiarezza di rapporto nei livelli istituzionali tali da accelerare i processi decisionali, ma soprattutto anche capire quelle che sono le competenze di ognuno e per quanto ci riguarda credo che sarebbe anche opportuno affrontare un riposizionamento delle risorse in maniera più rapportata all'effettivo valore e pagamento che i cittadini del Veneto fanno. Però detto questo, noi non è che possiamo perderci in chiacchiere. Quando le cose hanno cominciato a precipitare abbiamo cercato di accelerare alcuni elementi, per esempio sul tema del lavoro credo che la filiera con il governo nazionale abbia funzionato e quindi assieme risorse nazionali, risorse regionali, risorse anche delle parti sociali, credo che gli strumenti siano stati messi in campo e credo anche di poter dire che per quanto riguarda il 2010 le risorse ci sono. Io mi auguro che le risorse siano maggiori perché significa che magari il sistema si riprende. Certo, ecco, poi io sentirò anche da parte di chi si dedica alla ricerca e allo studio di questi temi in maniera particolare proprio in quest'area e a chi poi rappresenta il mondo del lavoro così un giudizio su quali possono essere stati così il modo con cui si sono affrontati i temi in Veneto. Prima però vorrei entrare direttamente nelle
per così dire, nelle piazze, tra la gente. Con l'aiuto di Francesca Iuculano siamo andati a Treviso, lo sottolineo ancora, in una provincia che è particolarmente rappresentativa, perché è un'area apparentemente felice, ma che cosa si pensa, come si vive in maniera particolare tra la gente al supermercato che deve confrontarsi, fare la spesa tutti i giorni, e poi qualcuno che viene sentito probabilmente molto poco in questa situazione, vale a dire il mondo degli studenti. Sentiamo. Alla fine del 2009 il PIL della provincia di Treviso sarà diminuito del 7% a causa della perdita di retribuzioni per licenziamenti e ricorso a cassa integrazione per 12 milioni e mezzo di euro totali. È il calcolo elaborato dall'ufficio studi della CGIL provinciale, che prevede una crescita di questo valore fino a 30 milioni entro la prossima estate. L'anno in corso, sempre secondo la stima della Camera del Lavoro, si chiuderà per Treviso con 15 milioni di ore di cassa integrazione. A questi vanno aggiunti gli oltre 5 milioni di ore di CIG in deroga per i lavoratori della piccola impresa dell'artigianato. In relazione ai licenziamenti, il 2009 sta volgendo al termine con una quota di 7.000 trevigiani espulsi dal lavoro contro i 4.000 dell'anno scorso, su un totale regionale che toccherà le 31.000 unità. Insomma, un bilancio di fine anno per nulla incoraggiante, e questo si vede e si sente per le strade, al lavoro, fuori dai negozi e dai supermercati del capoluogo di Marca. Lo spettro della crisi lascia mezzi vuoti i carrelli della spesa e getta preoccupazioni sul futuro lavorativo anche in questo periodo di festa. Come l'avete vissuto quest'anno voi? Beh, certamente non bene, purtroppo. Speriamo nel 2010, ma dicono che anche nel 2010, tanti dicono che ci sarà ripresa, altri dicono che sarà peggio. L'importante è ritenere il posto di lavoro, quello è l'importante. Poi si farà sacrifici. Essendo un pensionato sono rimasto tale quale, quindi certo, però gli acquisti sono un po' aumentati, diciamo, come costi. Io sono una persona anziana, per cui vivo con la pensione, cerco di farla bastare perché giustamente bisogna. Certo c'è una crisi e si sente, signora, anche si vede anche nelle spese, anche nelle persone anziane che fanno fatica a finire il mese. C'è la doppio mese, la pensione, però le bollette del gas, della luce, il riscaldamento, signora, costa e bisogna scaldarsi quando c'è anziani specialmente, così è la vita. Ma a sentire la crisi non solo le famiglie, i lavoratori, i pensionati, ci sono anche i giovani. La vita di molti universitari quest'anno infatti è cambiata. Come avete vissuto voi giovani quest'anno di crisi? Beh, sicuramente ho notato che tantissimi miei compagni hanno cominciato a intraprendere lavori extrascolastici, e la cosa non è tanto positiva perché appunto noi facciamo giurisprudenza e le ore di studio richieste sono molte, quindi riuscire ad avere anche un lavoro implica a volte non riuscire a dare tutti gli esami. Bisognerebbe dedicarsi completamente allo studio se si vuole riuscire ad arrivare a un obiettivo. E le preoccupazioni appunto sono tante anche per noi studenti, perché comunque una volta che hai una laurea questo non ti assicura uno stipendio, un buono stipendio, e soprattutto non ti assicura di poter avere un'attività lavorativa coerente con ciò che hai studiato. E dunque si spera che nei prossimi anni, per quando ci laureeremo, la situazione migliori. Si spera che la crisi passi? Assolutamente, che la situazione si evolva. Per l'università mi devo mantenere, nel senso che me la devo pagare, perché i miei non ce la fanno a pagarmela perché lavorano tutto il giorno, però hanno un lavoro che non è che rende così tanto, e quindi già qua si vede che pagandomi l'università devo lavorare, studiare avanti, e per il futuro meglio che aspettiamo, pensarci, mettiamola così. Ecco, studenti anche estremamente coscienziosi, vogliamo dire, è stata fortunata, credo che li abbia trovati, magari non sono tutti così, ma insomma, come stanno le cose? Allora io comincerei da chi studia questi temi, comincerei dal dottor Toschi intanto. La Fondazione Nord-Est ha fatto molte indagini, molti rapporti su questi temi, che cosa possiamo dire? Sì, io comincerei con alcune considerazioni sulla fine della crisi. Tutti si chiedono quando finirà questa crisi. Anche noi lo chiediamo agli imprenditori quando conduciamo delle analisi congiunturali periodicamente, e chiediamo appunto le loro previsioni, perché poi le aspettative muovono l'economia, e quindi per questo è importante rilevare le aspettative. Quest'anno l'abbiamo fatto 3 volte in 3 periodi distinti: a maggio, l'abbiamo fatto ad agosto e poi a novembre recentemente. Quello che si assiste è uno spostamento in là della fine della crisi. A maggio un 70% degli imprenditori sosteneva che tutto sommato nel giro di meno di un anno la crisi sarebbe terminata.
addirittura un 35% sosteneva che la crisi sarebbe terminata entro la fine dell'anno, entro la fine del 2009. Quando abbiamo ripetuto la stessa domanda a distanza di pochi mesi, ad agosto, abbiamo assistito ad uno spostamento in là. A quel punto il 44% diceva almeno entro i primi 6 mesi del 2010, un altro 33% diceva sicuramente durerà per tutto il 2010. A novembre assistiamo ancora a uno spostamento in là e quindi il 35% è convinto assolutamente che durerà per tutto il 2010, addirittura un altro 35% sostiene che si protrarrà oltre il 2010. Come spiegare questi dati? Probabilmente gioca molto l'incertezza che c'è sui mercati oggi. A un'altra domanda, quando eseguiamo l'analisi congiunturale che facciamo, è dire ma quanto è consistente il vostro portafoglio ordini? Cioè quanti ordini avete per alimentare il vostro processo produttivo? Non è mai successo da quando facciamo questa rilevazione, ma adesso metà delle imprese, quasi la metà delle imprese, ha un portafoglio ordine che non arriva al mese. Questo significa non riuscire a programmare, avere una visibilità molto ridotta e quindi lavorare nell'incertezza, ed è questo probabilmente uno dei motivi che spiega anche questo spostamento in là delle aspettative della chiusura della crisi, al di là magari di qualche segnale che si può recuperare o percepire. Quindi la situazione è caratterizzata da un'estrema incertezza. Paolo Zabbeo, questi gli elementi diciamo dell'impresa, della grande impresa anche, e il mondo della piccola impresa e dell'artigianato in maniera particolare, che costituisce l'attenzione maggiore del centro studi della CGIA. Ha sofferto quest'anno, ha sofferto tremendamente, per la crisi è stata molto pesante. Noi quest'anno registreremo in Italia una crescita del PIL negativa del 4,5%, insomma dati che non registravamo nella storia recente di questo Paese. E il Veneto insomma più o meno è in media con questo dato nazionale. È stata pesante, è stata difficile, colpisce tutti indistintamente, secondo me, le grandi e le piccole aziende, il mondo del lavoro dipendente, i pensionati, l'abbiamo visto anche dalle interviste qui. E io credo che è estremamente difficile anche poter traguardare da qui a 1 anno o 2 anni cosa succederà. È indubbio una cosa, è come una persona che rimanesse a letto 10 giorni con la febbre e poi l'11° volesse uscire e andare a giocare una partita di calcio piuttosto che un giro in bicicletta. È chiaro che il 2009, il 2010 e anche il 2011 probabilmente per noi che siamo un po' malaticci sarà una convalescenza dura, perché la crisi è stata pesante, ha battuto duro. Però io credo insomma che la nostra regione, ad esempio, è vero che abbiamo perso posti di lavoro, è vero che c'è stata molta gente espulsa, ma comunque trattenuta da ammortizzatori sociali importanti sono stati messi in campo. Abbiamo ancora un livello di disoccupazione tutto sommato abbastanza basso, insomma 5-5,5%, probabilmente arriveremo a 6 a fine anno. È un dato abbastanza fisiologico, preoccupante perché in crescita ma fisiologico, e se lo confronto poi con le altre realtà più ricche praticamente dell'Europa, dalla Baviera, Baden-Württemberg piuttosto che l'Île-de-France o la Catalogna, hanno livelli di disoccupazione molto più elevati. Il nostro territorio, nonostante la crisi, ha tenuto meglio, ha tenuto perché abbiamo un sistema di piccole e di microimprese che costituiscono un tessuto molto diffuso, sono stati messi in campo degli ammortizzatori che hanno tenuto, ma poi il fatto che abbiamo una realtà fatta anche di piccole realtà territoriali, comunali, gli enti locali hanno svolto un ruolo importantissimo in questa fase, perché il welfare locale ha sostenuto in maniera determinante con le misure di sostegno al reddito che sono state messe in campo per chi ha perso il posto di lavoro, per chi si è trovato in difficoltà. È stato fatto un lavoro straordinario, nel silenzio totale, perché i comuni, hanno fatto grossissimi sacrifici pur di fronte alla ristrettezza economica, hanno tagliato su tutto, ma sul sociale hanno messo in campo misure ingenti e questo chiaramente ha frenato la crisi. Io credo che ci sono tutte le componenti perché nel giro di un paio d'anni riusciamo praticamente a riemergere. Io credo che nel DNA dell'imprenditore veneto, ma in generale anche del nord Italia, poi non ne farei proprio una questione regionalistica, ci sono tutti gli elementi per riprendere praticamente e riaggrapparsi alla ripresa. C'è un dato importante, la nostra regione, i dati dell'assessore lo mettono in evidenza in maniera molto evidente, è fortemente internazionalizzata, è fortemente legata all'export, è fortemente legata alla Germania. E in Germania ci sono segnali di ripresa importanti, io credo che riusciremo in qualche modo a agganciarsi. Certo che questo non risolverà i problemi perché, come si diceva prima,
anche se avremo nel prossimo anno qualche segnale, diciamo così, di ripresa, la disoccupazione probabilmente aumenterà. Sembra un controsenso, ma è così, l'onda lunga della crisi avrà ancora effetti negativi sulla disoccupazione. Dobbiamo lavorare per non lasciare indietro nessuno, perché anche chi perde il posto di lavoro comunque gli sia garantito un minimo di sostentamento economico. Ecco, questo sarà sicuramente il passo successivo che faremo, in maniera particolare con l'aiuto dell'assessore. Ma l'altro punto di vista, quello del mondo del lavoro, Giulio Fortuni, quali sono i dati, qual è la situazione, ecco, se riusciamo a tracciare un dato oggettivo, ecco, a fronte di quello che dicevamo, poi cercheremo anche di capire, ve lo chiederò anche perché ci sono dati così contrastanti, perché Draghi parla sostanzialmente di una ripresa, mentre in realtà vediamo che i dati, le aspettative dicono tutt'altre cose. Fortuni. Beh, effettivamente di ripresa anche stime recenti, cioè per ripresa bisogna che ci intendiamo, non è la leggera crescita dell'export di circa un 2 punti avvenuta nell'ultimo trimestre quando abbiamo calato di 22 punti e quindi un Veneto produttivo che è salito su un picco molto alto nel 2005 ha intrapreso una discesa prima morbida molto pacata e poi a precipizio nell'ultimo anno di produzione, ha visto subito il riflesso sul mondo del lavoro con migliaia di crisi aziendali che hanno prodotto molti cassi integrati. Per fortuna c'è stata un'attività concertativa molto elevata di interesse comune, cioè il piede con cui ci si è avventurati nella crisi è stato quello di dire dalla crisi si è entrati di colpo e tutti assieme, dalla crisi bisogna cercare di uscire tutti assieme. Chi non ha lavoro preme in termini di concorrenza sul mercato del lavoro. Il rischio è che ci sia una massa anche molto consistente che non avendo lavoro fa altre cose. I dati per esempio recenti del Censis dicono che il 78% delle famiglie riescono quantomeno a pareggiare, ma gli altri che non ce la fanno, che sono quel 25% che non ce la fa, un po' meno del 25%, una parte chi li aveva messo mano ai risparmi, e questi sono quasi metà, ma il rimanente è andato a fare qualche altro lavoro, che tradotto dalle parti nostre si dice che è lavoro nero, non è un'altra cosa. Questa è una pressione che, però i dati di un calo, di una perdita di 31.000 posti di lavoro, dove chi ha pagato di più, ha ragione Zabbeo, sono 21.000 nelle piccole aziende, sono 21.000 posti di lavoro in meno nell'artigianato, nel commercio, nel piccolo commercio, nel turismo, perché gli ultimi dati sono quelli che hanno interessato anche questo settore che aveva tenuto fino a poco tempo fa. Eppure ci sono comunque dei settori che hanno dato dei segni positivi, ma abbiamo sicuramente una capacità di governo e di tenuta se riusciremo a mantenere l'anno prossimo, oltre ai cerotti, cioè la cassa integrazione, anche un trend di sviluppo. Quest'anno sono stati impegnati, poi spesi si vedrà. Impegnati solamente nella cassa in deroga, cioè per quei lavoratori che non avevano diritto alla cassa integrazione, 200 milioni, che sono stati contrattati con Roma, 2/3, e 1/3 messo a disposizione dalla Regione tramite anche il Fondo Sociale. Questo ha permesso a una grande massa di lavoratori, si calcola circa 36.000 lavoratori, di mantenere un reddito. Magari sarà arrivato in ritardo, magari però va in banca a dire guardate che questo è il decreto di cassa integrazione, prestatemi, datemi, eccetera, e si è fatto anche degli accordi con le banche, degli accordi ecco, che hanno permesso viene subito una domanda, non so se possiamo poter mettere in condizione di spendere, di poter viene subito una domanda, vediamo se riusciamo a dare una risposta anche rapida. Gli ammortizzatori sociali hanno funzionato, stanno funzionando, ecco, ma nel momento in cui gli ammortizzatori sociali finiscono, la cassa integrazione ha un limite, che cosa può succedere se la ripresa non ci sarà? Che cosa succederà? Allora, questa è una domanda che viene sempre fatta. Intanto gli ammortizzatori finiscono se nessuno pagasse più, cioè se non fossimo uno Stato sociale con un welfare abbastanza consistente,
Perché è vero quello che dice Zabbeo, ci sono stati più licenziamenti di qua, di là, eccetera, ma laddove non c'è la cassa integrazione ci sono i sussidi di disoccupazione, non dappertutto, capiamoci, ma per esempio Germania e Francia hanno più sussidi di disoccupazione, quindi licenziano più facilmente e però hanno un reddito che è salvaguardato col sussidio di disoccupazione. La Francia è ritornata sui suoi passi e sta copiando il nostro modello, cioè quello della cassa integrazione. Perché? Perché dà una maggiore garanzia di oltrepassare il guado a quell'azienda che perderebbe la sua dote di competenze professionali e si ritroverebbe al rilancio, il post-crisi, che arriverà. Io non sono fra quelli che dicono che arriverà presto, ma sono molto fiducioso che arriverà e si troverebbe questa azienda senza il personale giusto al posto giusto che se l'è creato con tanta fatica. Poi, siccome ce ne saranno molti fuori, e qua chiamo per davvero in campo la Regione, bisognerà pensare a un diverso assetto che è già scritto nella legge della Regione, la legge 3 che faticosamente dopo tanti anni finalmente quest'anno, il 19 febbraio, e questo è già un punto fatta, di merito, credo, però bisogna che questa dall'assessore abbia una giusta quota di investimento perché ci si occupi di politiche attive vere che producono delle nuove professionalità che aiutano i lavoratori a oltrepassare il guado della crisi acquisendo anche altre capacità professionali che gli permettono di spendersi sul mercato del lavoro che cambierà. Il dopo crisi sarà molto diverso da quello che abbiamo visto la legge prima. c'è, abbiamo sentito quanto si sta impiegando di questa legge, Assessore? Allora, la legge stabilisce le regole, stabilisce le opportunità, dopo è chiaro che i fondi sono i più disparati, ripeto, si utilizzano risorse che derivano dall'accordo con il governo nazionale, si utilizzano risorse del bilancio proprio, si utilizzano risorse per i motivi che diceva prima Fortuni anche del Fondo Sociale Europeo. Io credo che ci sia un elemento però che noi dobbiamo chiarire, perché quando si dice se siamo usciti dalla crisi dobbiamo capirci cosa intendiamo, perché se per uscire dalla crisi significa che siamo andati in controtendenza, cioè dalla caduta siamo in controtendenza e quindi si è assestato il meccanismo e c'è qualche segnale di positività, questo è vero. Se uscire dalla crisi significa ritornare ai livelli di quando siamo entrati, il problemino diventa ancora più complesso, questo è il termine, quindi non possiamo, cioè quando si dice uscire dalla crisi cosa significa? Significa che la caduta è finita e c'è la ripresa, ma se abbiamo perso il 5%, a un trend dello 0,5 ci vorrebbero 10 anni a tornare come prima. Quello che è il tema è cerchiamo di accelerare perché almeno in un percorso diciamo, più veloce si ritorni ai livelli precedenti, con una attenzione che non ci sarà corrispondenza purtroppo tra la ripresa economica e l'assestamento dell'impresa e il riassorbimento occupazionale, perché ogni volta che succede una crisi le imprese hanno una spinta in più e accelerano i percorsi di ristrutturazione e se non aumenta la domanda per produrre la stessa cosa ci vogliono meno persone. Questo è il tema di fondo e quindi l'impresa si riassesterà, altrimenti chiude, non ci sono mezze vie, no? Però il riassorbimento complessivo dell'occupazione avrà i tempi un po' più lunghi. E anche qui una precisazione, perché altrimenti succede quello che succede anche nel nostro Veneto, lo diceva prima Zabbeo, che le difficoltà ci sono, i disoccupati ci sono, ma non possiamo creare neanche una psicosi, perché quando parliamo di numeri in assoluto dovremmo anche farli un po' di rapporto. Se ci sono 20.000 nel Veneto vuol dire che è l'1%, se ci sono 5.000 a Treviso è l'1,3%. Allora, chiaro che non ci interessa nessuno, però siccome noi non eravamo abituati e il problema del lavoro non c'era nella nostra regione, c'erano altri problemi, la sicurezza piuttosto che altre questioni, avere un elemento che la crisi ci ha portato di una psicosi anche sul lavoro crea una tensione in più rispetto ad altri territori che magari erano abituati a convivere con questo elemento. Certo. Quindi voglio dire che dobbiamo anche dare il giusto risalto, perché altrimenti chi può spendere non spende, è quello che sta succedendo adesso. Certo. Perché da un lato abbiamo la crisi, abbiamo chi effettivamente non ha il lavoro, che ha problemi, ma dall'altro abbiamo
un dato che ci dice che i risparmi stanno aumentando in maniera sproporzionata rispetto alla normalità, soprattutto attraverso il risparmio postale. Quindi significa che c'è un elemento di crisi, ma c'è anche un elemento di paura. Certo. Ecco, che cosa mettere in campo diciamo per aiutare la ripresa e soprattutto aiutare il lavoro è il tema che affronteremo tra poco, subito dopo la pausa pubblicitaria. Andremo anche in banca per capire anche come si stanno muovendo, soprattutto per sostenere le imprese, le banche, e sentiremo anche delle iniziative che sul territorio si stanno un po' muovendo. Tra poco, subito dopo la pausa pubblicitaria. Aggiungiamo qualche elemento di riflessione in più seguendo Cristina Pagnin, che ha sentito i rappresentanti di alcune categorie economiche, compreso anche il mondo dell'agricoltura, perché anche questo è coinvolto in questa situazione difficile che si è creato anche a nord-est. Sentiamo allora il contributo di Cristina Pagnin. Coltivatori, impresari edili, commercianti. Al centro Cardinale Urbani di Zelarino i rappresentanti delle categorie economiche e produttive arrivano uno dietro l'altro. In questo fine 2009 si fa la conta dei danni. Beh, credo che sia stato uno degli anni più brutti da quando io lavoro che ho visto, insomma, perché insomma, la situazione è veramente difficile.
da tutti i punti di vista non ne trovo uno di positivo. Quindi la realtà è che parliamo del nostro settore, ovviamente, delle costruzioni, non abbiamo più lavoro, non c'è più lavoro, pubblico sparito, privato anche, pagamenti che non vengono fatti, quindi la situazione è difficile, le banche che non finanziano, insomma, voglio dire, è difficile fare un bilancio, trovare dei dati positivi. Il problema più grave è quello di rilanciare i consumi, quello di garantire i prezzi alla produzione e agli agricoltori, e quello che chiediamo forse più drammaticamente oggi sul tavolo, come tutti gli altri settori, è quello che le banche facciano il giusto credito alle imprese agricole, non solo per il capitale che possono mettere a disposizione, ma per i progetti di sviluppo. Questo significherebbe valorizzare e soprattutto favorire quei giovani che sono rimasti in agricoltura e che hanno fatto importanti investimenti. Noi riusciamo a trattenere del valore che paga il consumatore fatto pari a 100, riusciamo a trattenere a malapena il 17% di quel valore. Il resto va dissipato e utilizzato da altre figure economiche che non sono i produttori. Gli ultimi prezzi parlano di cali che vanno anche oltre il 25% rispetto all'anno precedente, quindi siamo veramente in una situazione veramente di emergenza. L'unico progetto che noi vediamo all'orizzonte, io credo, sia proprio quello di metterci le mani noi. Metterci le mani perché vogliamo dare una spinta, perché anche le problematiche che abbiamo incontrato con le altre categorie economiche non ci hanno dato risposte soddisfacenti. Ma la crisi ha investito proprio tutti? Forse sì, ma in misura diversa. Il calzaturiero della Riviera del Brenta, per esempio, ha continuato a vendere. Perché sicuramente negli anni 90 hanno fatto una scelta coraggiosa, si è fatta una scelta coraggiosa, siamo andati sulla qualità, sul prodotto di lusso, sul prodotto griffato, e questa mi insegna che è sempre quella che in fondo, anche se va in crisi, ma va sempre in crisi meno degli altri. A chi lo vendete questo prodotto? A quelli che hanno tanti soldi e che non hanno bisogno di scarpe. Quindi non è vero che l'alta moda è entrata in crisi? Ma no, ma io vorrei fatare un po' questa periodo di crisi. La crisi sono entrati tutti in crisi, se sono mancati i soldi, se qualcuno ha fatto della finanza creativa e si è inventato i soldi anche dove non c'erano, è chiaro che questa crisi ha toccato un po' tutti, perché i soldi sono mancati dappertutto. Però finita questa buriana, questa crisi, poi alla fine i valori vengono di nuovo a gara, quindi chi ha i soldi, chi ha la borsa, basta vedere la borsa dove sta andando. È chiaro che quindi si sta rimettendo in moto un po' tutto il sistema, e lei mi insegna che chi sta bene, chi vuol star bene, chi vuol vestir bene non smette di farlo. C'è qualcosa che vorrebbe chiedere alla politica? Alla politica vorrei chiedere, certo, alla politica vorrei chiedere che per il comparto italiano dei manufattieri riesca a mettere insieme questo Made in obbligatorio, perché questa è veramente la nostra fortuna dei prossimi 20 anni. I prossimi 20 anni? Ma intanto cosa ci porterà il 2010? 2010, allora, c'è qualche segnale di timida ripresa. Nel settore privato noi speriamo che, come sembra, ci sia la volontà, le banche riprendano a dare un po' di credito, anche perché conviene anche a loro. Lo vediamo veramente drammatico dal punto di vista pubblico, perché non ci sono progetti, non ci sono finanziamenti, non partono lavori, non ci sono bandi, non ci sono appalti, e quindi sarà un anno duro per noi, durissimo. Sarà duro soprattutto per i nostri dipendenti, per l'indotto, per la filiera completa delle costruzioni. Ecco, come sempre le situazioni di crisi pongono una sorta di spartiacque tra chi è debole e chi è forte. Chi è debole diventa più debole, chi è forte magari lo diventa anche di più. Ma allora io chiederei ai nostri ospiti di aiutarci a capire quali possono essere i settori diciamo produttivi che pongono degli elementi di maggior speranza e quindi una possibilità di superamento della crisi più rapida, e quali sono invece quelli un tantino più difficili. Cominciamo da lei, dottor Toschi. Allora cominciamo dai più difficili e poi chiudiamo con la speranza in crescendo. Dalle nostre rilevazioni notiamo che la tipologia di imprese che ha subito maggiormente la crisi sono quelle medie rispetto al nostro tessuto economico, cioè quelle che hanno, per capirci, dai 10 ai 49 dipendenti. Sono quelle che abbiamo definito anche in alcune nostre ricerche intrappolate nella rete, cioè sono imprese che non vendono a privati,
e dicevamo i consumi tutto sommato hanno tenuto, e quindi le piccole imprese, quelle più piccole che vendono a privati, sono riuscite ad attenuare comunque il colpo della crisi. Queste imprese appunto dai 10 ai 49 che non sono né così piccole da avere i vantaggi della flessibilità di un mercato locale, né così grandi, quindi probabilmente da avere un respiro internazionale, da sfruttare forse quei segnali che adesso si vedono di ripresa della domanda internazionale, sono quelle che hanno sofferto di più, sono quelle appunto magari intrappolate nella rete da rapporti di subfornitura e quindi che si sono trovate ad affrontare anche problemi di liquidità maggiormente rispetto ad altre. Ed altre rilevazioni sono quelle che infatti hanno chiesto con maggiore intensità credito alle banche, ma che anche se lo sono visti rifiutare più di altri settori. Quindi questo, le imprese diciamo medie, sono quelle che in questo momento stanno soffrendo di più, come dicevo medie per il nostro tessuto economico, quelle dai 10 ai 49. Ovviamente chi sta un po' meglio, come dicevo, nelle due estremità. Chi comunque ha continuato a servire un mercato locale, tutto sommato ha avuto contraccolpi minori, meno intensi. Chi invece ha avuto l'opportunità di sfruttare la domanda estera, pure in un panorama dove vede il Veneto, come dicevamo prima, con un meno 22% nei primi 10 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma ha in qualche modo potuto avere una visibilità e una possibilità di sfruttare queste dinamiche in maniera un po' più intensa. Si parla molto adesso dei paesi BRICS, del Brasile, della Russia, dell'India, della Cina, e qualcuno aggiunge la S del Sudafrica, no? E certo sono mercati che probabilmente saranno importanti, forse non domani, magari dopodomani. C'è da dire che chi è riuscito a legarsi a questi mercati un qualche vantaggio l'ha avuto. Gli ultimi dati che vedevo sull'India parlano di un 2-3% di crescita del prodotto interno lordo, dati che noi ci sogniamo in questo momento e nell'intera economia mondiale, insomma. Certo. Ovviamente la Russia, ad esempio, un altro dei grossi problemi è che la Russia, che era un mercato importante per le imprese del Veneto, ha subito invece un forte contraccolpo e lì il dato è decisamente negativo. Il Veneto ha perso il 40% delle esportazioni nei primi 10 mesi dell'anno verso la Russia. Questo... Sì. Ecco, prendiamo la fascia bassa delle imprese, Zabbeo. Secondo una indagine che avete fatto voi, non ci sono soldi nemmeno per pagare le tasse, lo dicevo in apertura, un artigiano su due probabilmente non riuscirà nemmeno a pagare le tasse. C'è una situazione difficile e la mancanza di liquidità è il segnale della pesantezza della crisi. Le piccole e le micro imprese sono state forse la fascia che più delle altre ha risentito di questa situazione. Il problema del credito e della liquidità è un grossissimo problema, perché queste aziende, ma in generale io credo tutte le aziende, hanno bisogno del credito in qualità come ossigeno, come per mantenersi in vita, per pagare le scadenze, diciamo così, delle tasse, dei contributi, degli stipendi, delle tredicesime dei lavoratori. E quando non hai questi soldi vai in difficoltà, perché nel frattempo erano aumentati i tempi di pagamento, perché si sono abbassati praticamente gli ordinativi, perché sei in una situazione di grande tensione, di stress che ti ha posto in questa condizione. Noi abbiamo registrato settori come l'edilizia, come l'autotrasporto, come tutto il settore del comparto casa, quindi dal legno, falegnameria, piuttosto che installatori impianti, dipintori, cioè questi settori sono andati in grosse difficoltà, in grosso affanno. Ed è chiaro che quindi se tu non mandi dei segnali molto forti, se la politica non mette in campo degli strumenti, dei provvedimenti, diciamo così, di rottura molto forti, è difficile in qualche modo poter invertire la situazione. Certo. Perché probabilmente tu riesci anche a aggrapparti al treno della Germania, però è chiaro che anche a livello nazionale ci vuole un segnale forte e purtroppo dal governo non abbiamo visto questo, non siamo stati raggiunti da questo segnale. Si era parlato di una riduzione delle tasse, in realtà questo non c'è stato. Tremonti ha ragione comunque che c'è la necessità di controllare l'andamento dei nostri conti pubblici, perché spesso non si tiene presente che in un poco più di un anno e mezzo di crisi economica noi abbiamo bruciato 15 anni di sacrifici che abbiamo fatto in termini di finanziarie molto pesanti e oggi ci ritroviamo con un debito pubblico che era quello del 92, con un deficit che è ormai al 5%,
Anche quest'anno pagheremo 80, 85, forse addirittura 90 miliardi di interessi sul debito pubblico, quindi sono cifre mastodontiche che bloccano un paese, che non possono permettere, diciamo, risorse per fare dei grossi investimenti. E quindi in qualche modo bisogna, secondo il nostro parere, ridurre le tasse, mandare un segnale forte e contemporaneamente ridurre anche la spesa corrente di questo, altrimenti difficilmente riusciamo a venirne fuori. Bisogna avere anche un po' di coraggio e su questo forse Tremonti è un po' tentenna, perché voglio dire, noi abbiamo la necessità di rilanciare i consumi e guardate bene, noi possiamo aiutare le imprese quanto vogliamo e ci mancherebbe, insomma, sono un rappresentante della piccola impresa, però dobbiamo lasciare più soldi alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, perché se questi non hanno disponibilità per consumare, le aziende produrranno, ma probabilmente, diciamo così, i loro prodotti, i loro servizi rimarranno là. Quindi bisogna fare, secondo me, bisogna avere anche il coraggio di fare scelte importanti. Tremonti, secondo me, ha ragione nel controllare l'andamento dei conti, però bisognerebbe avere anche il coraggio di tagliare la spesa e quindi avere anche la possibilità di avere risorse per la riduzione delle tasse. Certo, ecco, si sta redigendo tra l'altro il bilancio della Regione Veneto proprio in queste settimane, se ne sta parlando anche in Consiglio, eccetera. Che cosa succederà? Si può tenere conto di quello che diceva Zabeo, Assessore? Ma mi pare che quello che diceva Zabeo, per quanto ci riguarda, abbiamo cominciato a farlo già dall'autunno scorso, perché ci sono delle questioni però che dobbiamo anche valutare con razionalità, perché se noi pensiamo che tutto ciò che sia successo sia colpa della crisi, probabilmente abbiamo sbagliato il registro, perché anche dalle interviste, anche da alcuni settori, chiaramente cosa fa la crisi? Accelera alcuni processi e soprattutto in un momento di crisi tutti i nodi vanno a pettine, cioè ci saranno settori che non riprenderanno più come prima, perché accettiamo la questione delle costruzioni, no? Le costruzioni sono, soprattutto per quanto riguarda il comparto dell'artigianato, il settore che negli anni dal 2001 al 2006 hanno ottenuto il saldo positivo nel Veneto, ma abbiamo costruito troppo. Se abbiamo costruito il 30-40% in più del necessario, la crisi nell'edilizia ce l'aspettavamo anche senza la crisi finanziaria, questa è la realtà. Dopodiché nel 2006-2007 fino a agosto 2008 il PIL del Veneto è divenuto positivo grazie alle esportazioni. Ricordo solo che 1/3 del prodotto interno lordo del Veneto è prodotto dalle esportazioni, quindi siamo una regione molto vocata alle esportazioni. Quindi le esportazioni sono quelle che ci hanno creato adesso più problemi, perché gli altri paesi sono, diciamo, crisi più forti della nostra e se non ripartono le esportazioni difficilmente si riparte. Detto questo, credo che i due elementi sui quali siamo intervenuti come crisi sono stati quelli degli ammortizzatori sociali, come abbiamo detto prima, e soprattutto l'altro elemento, quello di intervenire su azioni sul credito, per favorire il rapporto banca-impresa attraverso i confidi, attraverso alcuni elementi di modifica dei fondi di rotazione per liquidità, perché quello che dobbiamo bloccare o cerchiamo di bloccare è l'effetto domino, perché se un'impresa va in difficoltà tutta la catena e quindi si crea un effetto difficilmente sopportabile. Così come se la crisi accelera, noi abbiamo accelerato tutta la nostra programmazione, soprattutto delle risorse di bilancio e anche delle risorse della programmazione comunitaria. Dico solo un dato, nel programma 2007-2013 il 60% delle risorse le abbiamo già messe a bando e quindi già iniettate nell'economia. Nelle risorse ci sono innovazione e ricerca, ingegneria finanziaria e anche lavori. Ci sono alcuni assi, lavori di infrastrutture, lavori di difesa del suolo, lavori diciamo così anche nell'edilizia. Quindi prima della fine della legislatura sicuramente, siccome sono probabilmente di natura diciamo così della Giunta, andremo all'80%. Quindi tutto ciò che possiamo iniettare di liquidità è stato fatto. Il collega Giorgetti ha fatto un piano di opere pubbliche di 500.000 euro l'una, perché sotto i 500.000 euro si può andare a gara semplificata e quindi per i comuni, quindi procedura semplice, imprese locali, e nel bilancio tra il 2009 e il bilancio del 2010 verranno in campo 150 milioni di euro, quindi sono risorse che si mettono nella disponibilità e sicuramente
danno uno shock positivo. Per quanto riguarda il bilancio del 2010 è chiaro che io mi auguro che non ci sia ostruzionismo, perché non possiamo giocare politicamente quando sono i problemi della gente, ognuno farà la propria parte, la maggioranza farà la sua, l'opposizione farà la sua e sicuramente criticherà quello che c'è da criticare, ma al di là di 10 euro più, 10 euro meno, l'importante è che noi lo approviamo entro la fine dell'anno, in modo che il bilancio sarà esecutivo, come giunta nei primi mesi riusciremo a fare i provvedimenti di applicazione e quindi anche durante il periodo di delle elezioni la macchina procederà senza intoppo, che è quello l'elemento. Possiamo pensare che il periodo elettorale crei blocco dell'attività della Regione. Sì, non solo il periodo elettorale, ma poi anche la messa in moto di tutto Sì, però se noi approviamo il bilancio sistema. entro dicembre e come giunta faremo i provvedimenti seguenti, la macchina poi amministrativa funzionerà indipendentemente dal fatto che si faccia la giunta poi a aprile o si faccia a maggio, voglio dire, quindi quando la macchina è avviata, le risorse sono impegnate, i provvedimenti sono fatti, il sistema va avanti e tutto funziona indipendentemente poi se manca un periodo all'assessori o manca il consiglio. Certo, dire, no? ecco, poi Questo magari vedremo quali quindi, sono gli elementi qualificanti di questi provvedimenti. Volevo sentire sempre diciamo, sulle aree che più possono preoccupare o dare elementi di speranza. Volevo sentire anche il sindacato, cosa dice. Dalla crisi si può uscire se si incentivano innanzitutto le azioni innovative, che si dice sempre così, ma dopo si può anche fare. Allora, io sono fra quelli che sono contrari al fatto di aver ridotto imposte a livello locale, perché sono andato qualcosa, dei pannicelli caldi e via così, possono anche, però non permettono di fare una massa di investimenti tali da influenzare una innovazione nelle produzioni. Allora, o lo fa lo Stato o lo fa la Regione. Io sarei molto più contento se a livello generale, nazionale, si riducesse l'IRPEF sulle buste paga, si riducesse il peso fiscale sulle imprese, che darebbe, questo sì, una possibilità a tutti di avere minori costi e avere la possibilità di spendere di più. A livello locale però bisognerebbe avere la capacità, laddove si conosce bene quali sono i polli che passano nel polaio, dove ubicare determinate risorse, determinati investimenti, perché ci sono le eccellenze in Veneto e sono dentro ai servizi avanzati all'impresa, che hanno tenuto, anzi hanno incrementato l'occupazione recentemente. Anche nel vostro report è arrivato. Abbiamo un turismo che può diventare un turismo d'eccellenza, il Veneto ha vocazioni grandissime, dalle terme alla laguna, a tutte le caratteristiche, la montagna di qualità, il turismo culturale che è fatto di musei, di grandi centri storici e via così. L'agroalimentare, che ha dimostrato che ha tenuto la provincia di Verona, che è quella meno colpita dalla crisi, è perché una alta incidenza di presenza di agroalimentare e di servizi. A Verona c'è lo snodo del traffico da nord e del traffico da est, e quindi ha un incrocio interessante sulle merci e su quant'altro, che ha sempre prodotto continua occupazione. E i servizi alla persona, che sono una cosa alla quale nessuno ha rinunciato. È vero che le famiglie hanno faticato addirittura a garantirsi la sanità, ma qualcuno ci ha anche rinunciato a qualche intervento di eccellenza perché adesso non hanno soldi, ma i servizi alla persona sono in continua crescita. Non lo dimostrano le badanti, ma lo dimostrano le case di riposo, lo dimostrano le richieste di servizi che non possono essere soddisfatte perché non sono organizzate. Quindi qui sicuramente, insomma, usciremo diversi dalla crisi e usciremo grazie a dei settori diversi dal manifatturiero e a un mantenimento, e qua mi rivolgo a Sartor, delle eccellenze che fanno forte il Veneto. Se noi perdiamo pezzi come quelli dell'alluminio e l'Alcoa, dove vogliamo una lotta forte, non dei lavoratori che vanno a farsi, poveracci, il picchetto assieme al sindacato, il presidio all'aeroporto e via così, ma una lotta tenace, forte, nei confronti anche dello Stato centrale, per mantenere quello che per esempio è il centro fusorio dell'alluminio, unico in Veneto e unico nel nord-est,
che può permettere di avere un vantaggio competitivo, avere gli estrusi di alluminio per tutto il manifatturiero che ci gira attorno, dai seramentisti a altre situazioni di prodotti di qualità che appunto hanno bisogno di queste cose. Quindi mantenere, non perdere le aziende competitive a livello addirittura internazionale, aziende leader come la Pansac, che per una, diciamo così, allegra gestione rischia di saltare in giro cioè, è un'azienda leader in giro per il mondo, parliamo di 1000 dipendenti in 3 stabilimenti in Italia, che con queste eccellenze si passa il guado, si va di là, e di là della crisi saremo diversi, quindi anche la manodopera dovrà fare uno sforzo, la riqualificazione, non dirlo a parole. In Francia su 23 miliardi di euro investiti per superare la crisi, 11 vanno alle università per specifiche necessità di superamento. Tutti l'hanno presa più alla lunga di superamento della crisi, quindi per creare quelle eccellenze che vanno oltre la crisi. Certo. Tutti l'hanno presa alla lunga, cioè anche in Germania hanno deciso di patire prima per essere leader dopo. Quindi noi o usciamo incrementando questi nostri settori, prendendo il coraggio a mani piene per fare innovazione sul serio e non a parole, oppure usciremo più lentamente. Si calcola che per tornare al 2008, all'inizio del 2008, ci si arriverà solo nel 2017. Queste sono le notizie che ci arrivano anche dai nostri centri studi, ma noi ci arriveremo o grazie ai nostri sforzi, ubicando bene gli investimenti, oppure ci usciremo andando a traino dei paesi che creeranno sviluppo. Questa sarà molto più lunga ed avrà ancora una volta un margine molto più basso, con meno redditività delle imprese, con meno reddito da distribuire e con una produttività che per forza di cose rimane bassa, perché non è quanto produco e basta, quanto valore produco, che è fatto da innovazione, da tecnologia e da altro, non solo da materie prime che costano meno, da energie che costano meno, e ne sappiamo qualcosa rispetto appunto alle vicende interne nostre venete. Abbiamo parlato anche, si è accennato più volte al sistema creditizio. Noi abbiamo cercato di spulciare per capire quali siano le iniziative che ci sono in campo da questo punto di vista, e ne abbiamo individuata una in un gruppo bancario che è arrivato da non molto tempo, tra gli ultimi arrivati tra l'altro nel Veneto, e anche questo meriterebbe forse una riflessione sull'interesse che le banche possono avere verso quest'area, ed è il gruppo Carige. Luisa Bertini è andata a sentire così un'iniziativa che è stata così messa in campo da questo gruppo, altre ce ne sono. Sentiamo di che cosa si tratta dal suo servizio. Una mano tesa alle imprese per rafforzarsi e affrontare la crisi. Le iniziative messe in campo dal gruppo Ligure Carige riguardano nuove tipologie di finanziamento a cui possono accedere le piccole e medie imprese, un settore particolarmente penalizzato dalla crisi in corso che ha determinato una forte contrazione nei piani di sviluppo di impianti e tecnologie da parte del tessuto produttivo. Un'intesa tra Ministero dell'Economia e l'ABI, a cui ha aderito anche il gruppo Carige al fine di dare supporto alle politiche di investimento delle aziende. Abbiamo sottoscritto, peraltro anche con molti altri istituti di credito, un accordo con le associazioni di categoria che rappresentano le imprese e il Ministero delle Finanze al fine di poter favorire uno stemperamento delle tensioni finanziarie mediante un accordo trilaterale che prevede nella sostanza la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale sui finanziamenti a medio-lungo termine per la durata di 12 mesi e la possibilità, a fronte di crediti certi ed esigibili, di poter prorogare la durata dei finanziamenti di 270 giorni. Ma ancora più interessante, a mio parere, è l'aspetto dell'accordo che prevede la possibilità di andare a finanziare per 2/3 nuovi investimenti. È chiaro che è richiesto anche all'imprenditore un apporto di capitale per 1/3, ma è anche vero che in una situazione di difficoltà, mi sento di dire, finanziaria anche del sistema, potersi proporre oggi come banca che finanzia nel medio-lungo termine quelle imprese che
ritengono di superare il periodo di crisi investendo ancora è un fattore importante. Nel Veneto sono stati siglati diversi accordi anche con gli enti locali. Sì, è un accordo che dà la possibilità ai fornitori dei comuni di Padova, in questo caso, di anticipare le creditorie che vanta nei confronti della pubblica amministrazione per un arco temporale particolarmente lungo, 12 mesi. Noi ci sentiamo un po' i promotori di questa iniziativa che abbiamo già esteso al comune di Vicenza e che vorremmo estendere anche a molti altri comuni del Veneto. Peraltro i tassi che vengono applicati alle aziende fornitrici e ai comuni sono tassi particolarmente interessanti. In qualche modo ci proponiamo nella sostanza come istituto di credito al fine di stemperare le tensioni che vedono le pubbliche amministrazioni qualche volta mettere in difficoltà le aziende con pagamenti molto diluiti nel tempo. Ecco, questo credo sia uno dei grossi problemi, che è proprio il lungo tempo che le amministrazioni impiegano per pagare delle fatture alle aziende private. Ecco. Chiaramente l'accordo che è stato identificato è un accordo generale che abbiamo fatto anche nel Veneto con l'ABI e con la Federazione delle Casse Rurali, che tocca alcuni temi e è stato citato uno che è quello della moratoria dei mutui, e questo va bene, l'abbiamo esteso anche ai prestiti quelli agevolati. La seconda questione, per esempio cito un dato, anche la Regione ha difficoltà di pagamento non tanto perché non abbiamo i soldi ma perché siamo bloccati dal patto di stabilità, con un provvedimento fatto e la cessione pro soluto dei crediti certificati abbiamo smobilizzato 100 milioni di euro l'altro giorno, quindi secondo, abbiamo anche fatto l'accordo con le banche per l'anticipazione della cassa integrazione, come diceva prima Fortuni, se l'Inps è in ritardo, quindi una serie di provvedimenti che vanno ad iniettare liquidità e superare alcune criticità del sistema. E mi pare su questa partita credo che quasi tutte le banche venete abbiano aderito attraverso l'ABI, ripeto, e attraverso la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo, quindi c'è una disponibilità in questo senso. Noi come Regione abbiamo cercato anche che è stato toccato un tema che è quello della capitalizzazione delle imprese. Sì. È chiaro che se non tutti gli imprenditori in questa fase hanno un terzo del patrimonio da mettere dentro, perché se lo avessero non andrebbero a prendere i soldi delle banche. Quindi abbiamo cercato anche di inserire nel sistema alcuni elementi nuovi di incentivi alle imprese, non solo attraverso finanziamenti, ma anche attraverso alcuni strumenti che nella grande impresa ci sono già, che sono i prestiti partecipativi, che vanno proprio appunto nella capitalizzazione, e strumenti che presenteremo lunedì a Veneto Sviluppo assieme alla collega Coppola, perché possono essere questi strumenti normalmente utilizzati per la grande impresa, noi vorremmo che fossero utilizzati anche dalla piccola impresa, e quindi non solo sempre prestito alle banche, ma anche un apporto di patrimonio che quando l'imprenditore decide di far da sé può ritornare indietro, e quindi ha anche una misurazione con le banche ed una figura strutturale molto più forte rispetto al fatto di andare sempre a utilizzare i finanziamenti che sono un debito, mentre il fondo partecipativo va nel patrimonio, quindi l'azienda si presenta anche al sistema bancario in maniera più forte. Quindi certo. Ecco, siamo quasi in conclusione. Io vi chiederei così qualche suggerimento, magari poche cose, che si potrebbe dare proprio al governo regionale per affrontare e per poter aiutare effettivamente una ripresa che è latente, c'è, non c'è, è difficile da intravedere. Non è un suggerimento alla Regione Veneto, ma è un suggerimento al governo italiano che può intervenire sulle regioni. Noi abbiamo attualmente circa 60 miliardi di euro a livello nazionale che lo Stato, con le sue varie ramificazioni, cioè le regioni, gli enti locali, quindi province e comune, soldi praticamente che sono bloccati, che non vengono erogati alle aziende private che hanno eseguito forniture, lavori per conto appunto di comuni, eccetera. La metà, circa 30 miliardi di euro, sono in capo alle regioni, con la sanità. Quindi vuol dire una situazione folle per cui il patto di stabilità interno che hanno gli enti locali penalizza tutti, nel senso che se queste persone che hanno comunque ricevuto lavori, forniture, servizi da parte delle aziende private, se pagano praticamente questi creditori, in buona sostanza si trovano in difficoltà e non possono farlo.
colpisce tutti indistintamente, anche quegli enti locali, sono molti, soprattutto nei nostri territori, nelle nostre regioni, che invece sono in una situazione virtuosa, ma il patto di stabilità gli impone di non poter fare questo. Quindi anche qua bisognerebbe in qualche modo intervenire e sbloccare la situazione, perché, ripeto, sono soldi che potrebbero agevolare soprattutto le piccole realtà, perché poi i piccoli lavori di manutenzione nelle scuole, i marciapiedi, le strade, le fanno le piccole aziende per i nostri comuni, per le nostre province, soldi che si potrebbero essere praticamente messi in circolo e quindi dare ossigeno alle imprese. Su questo si potrebbe, diciamo così, intervenire, io credo, anche in maniera abbastanza intelligente. Si potrebbero smobilizzare circa 4 punti di PIL, che è una cosa straordinaria in un momento di crisi, che invece ci troviamo congelati. Ma qual è la ragione per cui no? La ragione è che molti enti locali non possono fare questo tipo di spese, perché il patto di stabilità di quest'anno prevede che il saldo, cioè tra le entrate e le uscite, non può essere inferiore a quello dell'anno scorso. Perché non si interviene politicamente su questo? Cioè, qual è una... Perché quando c'è il problema dell'aumento della spesa, vengono fatti dei provvedimenti che vanno bene da Bolzano a Catania. Allora gli enti che sono sempre in regola, che sono virtuosi, lo rispettano e quindi hanno un blocco nella spesa. Gli altri fanno finanza allegra e quindi alla fine il provvedimento invece di essere utile per chi non sta nei bilanci è dannoso per chi li applica. Cito l'esempio nostro della Regione, non è che non ci siano tante anche altre regioni, no? Così come anche nella sanità ci sono delle aziende sanitarie nel Veneto che pagano regolarmente a 60-70 giorni, 90 al massimo, altre più in ritardo, ma nella sanità deriva dal fatto che magari alcune aziende sanitarie, poche nel Veneto per la verità, perché siamo molto seri nella spesa, ma magari tante nel resto d'Italia hanno i bilanci e fanno debiti, per quello che sono in ritardo, perché la sanità è fuori dal patto di stabilità. Ma sul resto cito l'esempio della Regione Veneto, che ha abbastanza corrispondenza tra l'impegnato. Se noi facciamo il bilancio a dicembre, non è che dopo spendiamo metà durante l'anno perché la macchina non funziona. Noi spendiamo i soldi che ci impegniamo, quindi abbiamo difficoltà poi a pagare perché abbiamo dei vincoli rispetto all'anno precedente. È chiaro che il problema l'abbiamo più noi. Chi invece fa un bilancio di previsione impegna, e dopo spende il 50% delle risorse, quindi il bilancio di previsione è solo immagine, non è sostanza, è chiaro che non è il patto di stabilità. Questo è l'elemento. Purtroppo abbiamo un meccanismo che penalizza l'efficienza, penalizza i territori come il Veneto che hanno una spesa pubblica più bassa, e quando noi facciamo di ogni erba un fascio è chiaro che se io sono già virtuoso, se ho un tasso di occupazione più basso perché faccio con meno dipendenti, non posso essere bloccato nel turnover come quello che ha il doppio dipendenti. Quindi bisogna cominciare a ragionare in maniera diversificata, dare alle amministrazioni diciamo così, locali, pubbliche, da parte dello Stato centrale, le stesse capacità o lo stesso metodo di misura che le banche fanno con le imprese. Allora, se lo Stato ci misura il nostro rating, che significa la nostra capacità di essere virtuosi nella spesa, probabilmente possiamo essere un po' più liberi e tranquillamente spendere i soldi che abbiamo. Il problema non è far debito, il problema è di riuscire a spendere quello che si ha. Allora, da un lato si dice che devono darci più risorse, chissà quando, dall'altro si bloccano anche quelle che possiamo spendere. Certo. Ecco, su che cosa allora si giocherà la sfida, diciamo, dico del 2010 per dire un anno che certamente non basterà probabilmente. Dottor Toschi, ecco, sulla base proprio degli elementi che avete voi a disposizione. Sì, credo che la politica industriale debba focalizzarsi su 2 obiettivi, che sono in realtà degli obiettivi che riguardano un percorso che era già cominciato per le imprese venete dopo la crisi del 2003 e che aveva portato a quei buonissimi dati di esportazione nel 2006-2007, cioè continuare a investire e aiutare le imprese in 2 ambiti che sono le conoscenze e le relazioni. Le conoscenze perché in realtà il valore oggi si fa a monte e a valle del processo produttivo, quando si fa l'ideazione, il design e quindi si sviluppa il prodotto e spesso ci si dimentica di questo quando poi lo si va a vendere, e quindi tutti gli investimenti sulle reti vendite, sulle relazioni dirette col mercato. Credo che la politica industriale debba focalizzarsi su questi 2 obiettivi per aiutare le imprese in un processo che era già cominciato e che adesso forse è congelato da questa crisi, dai tutti i meno che abbiamo visti, ma che debba essere ripreso e comunque aiutato con misure diverse e articolate di politica industriale a tutti i livelli, regionale, nazionale ed europeo poi. Certo. E il ruolo del sindacato, Fortuni, su questo? 7,8% ci avviciniamo in Veneto di disoccupati, eravamo al 3,3%.
8,2 in Italia, 9,2 a livello europeo. Chi paga di più la crisi? 25% dei disoccupati sono giovani, bisogna che pensiamo a questi. I giovani intervistati nella scuola, il 19% ha lasciato la scuola senza conseguire il diploma, il 92%, sono dati del Censis, ritiene di aver studiato per un titolo che non gli ha dato un lavoro all'altezza di quello che avevano studiato, un lavoro spesso sottopagato. L'anno prossimo avremo più disoccupati e forse meno cassa integrati. Noi chiediamo che la Regione si occupi per davvero di politiche che garantiscono flessibilità sì, ma sicurezza sul posto di lavoro, politiche attive per i giovani che vengano inseriti nei nuovi posti di lavoro, perché sono i neodiplomati, gente che ha studiato, per garantire anche una certa dote di professionalità alle imprese venete, e che ci sia una riqualificazione del personale, quindi le risorse per poterlo fare, per dare dignità al lavoro, dare una speranza, se non una sicurezza, a chi è stato espulso e che si deve riqualificare per entrare, non legarsi al lavoro nero, ma rientrare nel ciclo produttivo o rientrare in servizi, in altre forme di lavoro nuove, che forse saranno quelle che in questa, che non è una metamorfosi, prima si pensava a questo e quindi doveva essere probabilmente lenta, è un fatto di discontinuità, forse uguale a quello che ha portato dalla terra all'industria molti veneti. Oggi li porterà forse dall'industria ai servizi, al turismo, ad altre attività che qualificheranno di più la nostra economia. Certo, chiudo con una impressione a bruciapelo che chiedo all'assessore Vendemiano Sartor, che alla conclusione di questo mandato, ma lei di fronte a queste prospettive ha voglia di rimettersi in gioco? Ma è chiaro che quando uno ha iniziato un mestiere vorrebbe anche continuarlo, perché oggettivamente, mentre noi abbiamo tamponato la crisi su alcuni elementi che sono stati anche qui richiamati, abbiamo messo in piedi una seria programmazione. Devo dire anche alcuni elementi positivi. È stata citata la questione dell'innovazione e ricerca. Credo che noi abbiamo fatto un bel lavoro anche di razionalizzazione. Dall'inizio del 2009 a febbraio del 2010 metteremo in campo 100 milioni di euro. Questi genereranno progetti per 300 milioni. Il primo bando che abbiamo fatto della legge 9 abbiamo avuto il doppio delle domande rispetto alle risorse, tant'è che le abbiamo rifinanziate e lo rifinanzieremo anche in bilancio. Quindi significa anche una volontà dell'impresa di partecipare. Stessa cosa, assieme alla collega Coppola abbiamo messo in campo 2 bandi per l'imprenditoria giovanile e femminile, abbiamo il doppio delle domande rispetto alle risorse. Quindi significa che c'è anche una voglia di ripresa, una voglia di impegnarsi anche da parte sia delle imprese sia anche dei giovani. Stessa cosa, è stato citato l'altro tema, quella dell'accompagnamento anche dell'impresa nei mercati. Teniamo conto che non siamo in un territorio, quello veneto, che è il centro di tutti i traffici. Quindi abbiamo problemi con i mercati occidentali, che sono comunque i nostri primi mercati, ma teniamo conto che sono delle aree che sono già in forte sviluppo e altre che entreranno nel mercato. Noi abbiamo una forte crescita del sistema asiatico, è vero che la Russia ci ha creato problemi, ma ci sono dei segnali di forte ripresa nel rapporto con la Russia. Abbiamo ospitato, proprio per dare un supporto alle imprese, la task force italo-russa proprio la scorsa settimana e già sono stati avviati, sono anche incontri operativi. C'è stata una buona, diciamo così, valutazione da parte degli imprenditori, così come sarà un altro mercato, quello di interesse, quello del Nord Africa, che già è in fermento. Alcune già imprese nostre, anche di trasporto e soprattutto dell'edilizia, stanno trovando sbocco anche magari su altri mercati tipo la Libia. È chiaro che quindi abbiamo la necessità di creare meglio un sistema veneto. Citava Fortuni i giovani che magari non hanno rispondenza tra studio e lavoro, ma questo è un lavoro che stiamo facendo, cioè mettere assieme il mondo dell'università e il mondo dell'impresa, non solo per le filiere occupazionali, ma anche il mondo dell'università si sta già attrezzando e è già attrezzato il nostro per dare un supporto anche di valore aggiunto all'impresa. Questi sono gli elementi che faranno il valore aggiunto del futuro. E quindi credo che un po' di voglia
ce l'abbiamo messa e se le condizioni ci saranno cercheremo anche di continuare. Quindi non le dispiacerà continuare a gestire in qualche maniera certo. ecco, Dopodiché questo processo. Non ci sono solo i precari nel lavoro, ci sono i precari anche in politica e quindi cerchiamo E adesso nelle prossime settimane vedremo anche quanti saranno i precari della politica e già qualcuno, ecco, non facciamo nomi per ora, ma niente cassa integrazione però. Qualcuno già si profila. Benissimo, abbiamo concluso questa puntata questa sera, grazie ai nostri ospiti di averci aiutato un po' in questa riflessione che sicuramente ci interessa a tutti, temi che ritorneremo ad affrontare nel prossimo 2010. Per il 2009 ci fermiamo qui e subito dopo Fatti Nostri vi ricordo la storia di Fatti Nostri, storie che tra l'altro nel periodo un po' di sosta natalizio vi riproporremo, storie che ci hanno accompagnato in queste settimane molto interessanti, come quella di questa sera. Cesare Porto, pensate, un sagrestano di Orgiano in provincia di Vicenza che alla bella età di 100 anni continua un po' tutta la sua attività, la sua vita, le sue passioni. Insieme a lui un tuffo nel passato emblematico di un secolo di storia veneta con le sue sofferenze, la capacità di riscatto, una cultura che si è profondamente modificata, temi di cui in fondo abbiamo parlato anche questa sera. La storia è di Paola Sartore. Fatti Nostri, vi dicevo appunto, si ferma qui per questo 2009 e vi preannuncio già, ma avremo modo di parlarne nel corso delle settimane natalizie. Noi vi accompagneremo in prima serata con Cortina Incontra, proponendo in collaborazione appunto con Cisnetto e Cortina Incontra, proponendo gli incontri, i dibattiti che si svolgeranno nella Regina delle Dolomiti, quindi non servirà andare a Cortina, le potremo seguire su Telechiara. Grazie per averci seguiti, buon fine settimana.